Ieri abbiamo parlato dello studio che sarà fatto sul litorale veneto per valutare l'accessibilità ai comuni balneari, studio che sarà reso possibile grazie a un protocollo stipulato tra Regione Veneto, Veneto Strade e Infrastrutture Venete che si rende necessario vista l'affluenza turistica nelle località balneari, in vista di eventuali miglioramenti. Il gruppo di lavoro che sarà costituito sarà coordinato dalla Regione e sarà integrato ad altri gruppi di lavoro già attivi avviati con ANAS e Rete Ferrovie Italiane. Analizzerà, oltre le principali direttrici, anche le infrastrutture non stradali che possono essere significative per il turismo, come i percorsi cicloturistici. Saranno analizzate anche le connessioni con i principali hub di trasporto, come gli aeroporti, le stazioni ferroviarie. Saranno interessate dallo studio le reti viarie e navigabili, flussi turistici via bus o via treno e i vari sistemi di integrazione modale. La ricognizione sarà studiata sulle infrastrutture e sui sistemi di trasporto già esistenti, analizzando le criticità e le strategie di intervento più opportune per migliorare la viabilità di accesso al litorale veneto, dal Tagliamento al Delta del Po. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, molto fiducioso, si è già detto felice per i benefici che questo studio porterà alla nostra città, ricordando le potenzialità del vertiporto, che resta il suo sogno nel cassetto, sul quale Chioggia ha per il momento investito molte risorse. Dare quindi la possibilità al turista di giungere a Chioggia non solo in auto facendo molta fatica a trovare un parcheggio, non solo in bus facendolo scendere in mezzo a una strada, non solo in treno che al momento non abbiamo, ma farlo giungere a Chioggia anche grazie ai droni, con collegamenti dalle principali città del Veneto. Pensare quindi non solo alla variante della Romea, afferma Armelao, ma anche al trasporto del futuro. Parliamone del trasporto del futuro, quello della prossima estate, non serve andare tanto in là nel tempo. Pensiamo ai turisti che giungeranno a Isola Verde e che ogni tanto vorranno arrivare a Chioggia per farsi un giro in centro. Utilizzeranno i bus a chiamata con tutte le problematiche che sta manifestando il servizio o aspetteranno la domenica, quando bus dalle frazioni non ce ne sono, per arrendersi e decidere che andare in centro non è così indispensabile. Certo, esiste il servizio taxi che non ha lo stesso costo di un bus e che probabilmente non fornisce un numero di vetture sufficiente per rispondere a tutte le chiamate che si potrebbero prevedere. È giusto che ogni amministrazione abbia una visione, ma la visione non deve sostituire i fabbisogni della popolazione, le esigenze primarie, incluse la mobilità. È comprensibile che ogni amministrazione voglia lasciare un segno tangibile del proprio passaggio. I segni che sta lasciando questa amministrazione faranno parlare per molti anni a venire. Certamente la convinzione del vertiporto sta facendo parlare tanti e non in maniera positiva o propositiva. Davanti ai tanti problemi che l'amministrazione non sta affrontando, trasporto pubblico carente, strade ridotte a gruviera, solo per dire i più citati, l'esortazione che viene fatta è solo una: sindaco, vola basso. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto.